Allora, ci troviamo con l'assessore comunale di Concordia Sagittaria allo sport e all'associazionismo Diego Fontanella. Assessore, oggi siamo di fronte alla terza edizione della Festa delle Associazioni. Qual è l'obiettivo che si è prefisso? Allora, questa è la terza edizione, l'obiettivo che si è prefisso è di portare in piazza tutte le associazioni, non solamente per far vedere che oltre al lavoro che lo fanno tutto l'anno, far presentare la loro manifestazione, la loro associazione anche in piazza. Siamo partiti venerdì, di solito noi partiamo il venerdì con una cena di beneficenza, quest'anno il tema era a favore della Caritas parrocchiale, e quindi il ricavato verrà devoluto alle famiglie bisognose di Concordia. Ieri sera abbiamo fatto un convegno in Sala Ruffino dove si parlava appunto della crisi attuale, c'era Anastasia, c'era il responsabile nazionale della Caritas, c'era Don Livio Corazza e c'era il nostro sindaco Marco Geromin, e oggi ci troviamo qui in piazza, ci sono 42 associazioni su una settantina che con i loro stand promuovono la loro iniziativa, la loro attività. Qual è l'importanza delle associazioni nel comune di Concordia Sagittaria? L'associazionismo a Concordia è molto radicato e molto presente. Attualmente praticamente con la crisi, con quello che stiamo vivendo, l'associazione riveste un ruolo importante perché è quello che supporta sia l'amministrazione comunale che la popolazione in tante attività, prendiamo dal sportivo, dal sociale, dal tempo libero, e creano nel contesto della popolazione quel cosa in più che altrimenti da parte sia dell'amministrazione comunale ma anche degli enti sovracomunali non potrebbe avere dei riflessi. Volevo chiedere, si parla ultimamente sempre con maggior interesse di una possibile fusione tra il comune di Portogruaro e quello di Concordia Sagittaria. Qual è la sua opinione in merito? Sì, abbiamo fatto una riunione mercoledì in sala del Caminetto a Portogruaro dove si sono gettate le basi per parlarne. 25 anni, per dire il vero, che ne parliamo. Questa mi sembra che sia ormai siamo arrivati a un punto che non dico che la fusione deve essere immediata, però giustamente bisogna aggregarsi, fare delle convenzioni sul sociale, sul personale, sulla polizia locale, partire da questo, poi fare uno studio per vedere se è possibile la fusione e fondare la città dell'Emene. Ma da parte mia non direi solamente Portogruaro, ma anche Fossalta e anche altre realtà, di fare quel portoguarese un territorio che alla fine potrebbe avere quegli 80-90 mila persone che nei confronti della provincia, della regione avrebbe un senso. Se farebbe massa critica, lei dice? Esatto, da parte mia sì. Le volevo chiedere l'ultima domanda, come mai qui a Concordia si è fatto proprio questa domenica questa manifestazione mentre a Portogruaro c'è l'Open Sport? Allora, noi abbiamo, non per fare polemica, noi avevamo iniziato almeno con Andrea Costa, l'ex assessore, un discorso allo sport che coinvolgeva un po' tutti gli assessorati del Veneto orientale. Tutti gli assessori ci trovavamo 2 o 3 volte all'anno e decidevamo, e ogni anno siamo partiti con l'etica dello sport e adesso c'è quel discorso che hanno fatto la carta degli intenti su disabilità, Purtroppo Andrea non c'è più e si è perso un attimino questo contesto. Noi la facevamo di solito quando c'era la gara dei battei in contemporanea, perché il senso aveva che la domenica con il corteo storico andavamo a Portogruaro, caricavamo il sindaco di Portogruaro e lo portavamo a Concordia. Purtroppo in questo frangente ognuno ha pensato al proprio giardino, diciamo. Esatto. Così. Non volevo, ma comunque sono due cose diverse. Non è che nessuno porta via dello spazio né a Portogruaro né a Concordia. No, diciamo il senso era che quel discorso di comunità di Veneto orientale, dove anche le associazioni sportive partecipavano all'Open Sport di Portogruaro, in questo momento sono in piazza qui a Concordia e non sono a Portogruaro, purtroppo. Oggi c'è anche il derby, quindi alle 3:30 siamo tutti in stadio, che c'è il derby Concordia-Portogruaro di calcio, e sarebbe stato un qualcosa di particolare. Quindi l'auspicio è che magari per la prossima edizione non ci sia questo accavallamento di appuntamenti tra Concordia e Portogruaro. Esatto, difatti il senso anche di collaborazione con più comuni e anche per
creare delle manifestazioni che non servono solamente al singolo paese, ma che richiamino un po' coinvolgere tutto il esatto, territorio. tutto il Veneto orientale. Perfetto, la ringrazio. Niente, ciao.